Bene, eccoci insieme ancora una volta. Con noi c'è Maurizio Concato, il presidente del gruppo elettronica di Confartigianato Veneto, un gruppo di specializzazione di piccole imprese all'interno del più grande settore della metalmeccanica. Ecco, perché avete sentito innanzitutto l'esigenza di dar vita a un gruppo elettronica e quante sono più o meno le aziende che operano nel settore? L'esigenza è perché anche noi lavoriamo in metalli, però lavoriamo in maniera diversa rispetto a quelli che fanno i carpentieri, i tornitori, i fresatori e le lavorazioni meccaniche. La nostra è una cosa diversa, ovviamente. I materiali sono anche diversi perché noi utilizziamo rame, cosa che invece gli altri forse utilizzano in maniera inferiore. Le aziende saremo circa un 1500, 2000, non so il numero preciso sinceramente in tutta la regione. Ovvio che il singolo individuo che fa la piccola riparazione del motore elettrico è un elettromeccanico, fa parte della nostra famiglia e in giro ce ne sono parecchi. Ecco, lei qui soprattutto per informare i suoi colleghi imprenditori che Veneto Sviluppo mette a disposizione un fondo di rotazione energia, quindi finalizzato al risparmio energetico, di 23.800.000 euro, con un contributo in conto capitale del 23% del totale della spesa e la rimanenza come finanziamento agevolato. I settori di attività che possono accedervi sono in pratica tutti quelli che operano in cui operano le imprese artigiane. Le operazioni agevolate devono avere un importo compreso tra i 25.000 e i 2 milioni di euro. In un momento di difficoltà dei rapporti con le banche, soprattutto per quanto riguarda il credito, mi pare una notizia molto interessante ed importante. Altre informazioni si possono reperire sul sito di Veneto Sviluppo, che è www.venetosviluppo.it. Voi che giudizio ne date? Il giudizio di primo acchito è ottimale. Siamo molto favorevoli, anzi è una legge che ci dà una mano, che ci permette anche di rinnovare i parchi macchine oppure di rinnovare i motori di per se stessi sulle apparecchiature che abbiamo, dando la possibilità di avere dei risparmi. Risparmio nel consumo di energia elettrica, cioè il consumo nostro di energia elettrica e ovviamente il consumo nazionale di energia elettrica. Mi pare che lei abbia qualche riserva però sui margini... Sì, sul limite minimo dell'investimento, sono 25.000 euro. Secondo il mio punto di vista per aziende medio-piccole, per aziende artigiane in cui ci sono 2-3 persone che lavorano, sono margini troppo elevati. Dovrebbero essere ridotti perché se uno desidera cambiare, cioè se desidera cambiare tutta la macchina va anche bene, ma se desidera fare degli interventi sulla macchina che ha in casa per il risparmio energetico è difficile arrivarci, secondo il mio punto di vista ovviamente. I progetti agevolabili da realizzare esclusivamente nel territorio regionale devono riguardare il miglioramento di rendimento energetico degli impianti esistenti, ad esempio attraverso l'installazione di motori elettrici ad alta efficienza, il rifasamento delle linee elettriche, la produzione combinata di energia termica ed elettrica in cogenerazione, la produzione di energia elettrica mediante celle a combustibile o da fonti rinnovabili, nonché l'installazione di nuove linee produttive. Insomma, ci siete dentro fino in fondo. C'è dentro di tutto. C'è modo di spaziare tranquillamente su questo fondo qua. Ecco, lei è interessante non solo come persona, intendo dire, non solo umanamente, ma anche perché è titolare di un'azienda elettromeccanica di Nogarole Vicentino ed ha una storia personale anche interessante, perché lei era dipendente di un'azienda e nel 1987 decide di mettersi in proprio. Cos'è che la spinse in quei tempi che erano assolutamente diversi da quelli di oggi? La voglia di fare, la voglia di avere qualcosa in più, perché ovviamente in quei tempi, se mi permette il termine, erano tempi un po' da fame, c'era all'inizio dello sviluppo, quindi per cui tutti si cercava di avere sempre di più. Poi c'è anche la leva della decisionalità. Io ero responsabile, cioè ero direttore di uno stabilimento, però è ovvio che le mie decisioni non erano valutate, cioè non erano così importanti come farle da imprenditore. Cioè l'imprenditore decide nel bene o nel male, se fa bene guadagna, se fa male paga. Finché sei dipendente, se fai bene, fa bene tutto, se sbagli, sbagli tu. Certo. Ecco, questa è la leva principale che mi ha permesso, che mi ha spinto a essere autonomo. Lo rifarebbe nel 2012, anzi nel 2013? Sì,
Nonostante la crisi, lei azzarderebbe? Infatti io ho fatto un sì un po' strascicato, perché con l'esperienza attuale lo rifarei, anche perché l'esperienza sia lavorativa che imprenditoriale. Partire di sana pianta, onestamente, ci penserei su un pochino di più, forse. Voi lavorate nel settore del rame, cioè in pratica avvolgete i fili di rame nei motori elettrici, Sì. conto terzi. Conto terzi. Non è un rischio lavorare conto terzi in un momento di difficoltà? Mi viene in mente, sempre per quanto riguarda il settore artigiano, la grande crisi che ebbe qualche anno fa e da cui non si è ancora ripreso, il settore dell'abbigliamento. Beh, diciamo questo, che tra il settore dell'abbigliamento e in parte anche il nostro, il settore dell'abbigliamento erano quelle grosse aziende multinazionali che davano il lavoro, praticamente ti monopolizzavano e lavoravi solo per loro. Monomarca. Sì, monomarca. Loro hanno chiuso i rubinetti, uno chiude i rubinetti di conseguenza. Io ho sempre predicato, e l'ho messo in pratica, di lavorare poco per molti. Ci sono parecchie aziende artigiane che hanno adottato questo sistema, questa filosofia. Quindi avendo più committenti, avendo più committenti, si spera è ovvio che se uno è meno, un altro cresca. Cioè, devi un attimino diversificare. Ad esempio noi abbiamo una gamma di produzione che è abbastanza varia. Noi lavoriamo sia gli alternatori, generatori di corrente, che motori elettrici, i motori che vanno sulle pompe, i motori che vanno sui compressori, cioè abbiamo diversificato. Voi, i vostri committenti sono italiani o stranieri? Beh, noi abbiamo, la maggior parte dei committenti sono italiani, però lavoriamo anche abbiamo un cliente da circa 6 anni, francese, fa delle quantità non enormi, adeguate per il nostro standard, e continuiamo a lavorare per lui. Lei tra l'altro gira abbastanza il mondo, sì. Ha visitato parecchi paesi anche sì, professionalmente. Sì. Cosa sta bollendo nella pentola fuori dai nostri confini per quanto riguarda il vostro settore? Per quanto riguarda il nostro settore, beh, a parte il classico discorso Cina in cui fanno le cose mega galattiche e tutto quanto, però ho notato, perché sono andato anche in Indocina e più specificatamente sono stato in Vietnam e in Cambogia, e lì si sta sviluppando parecchio, si stanno sviluppando parecchio anche loro. Infatti ho visto ad esempio aziende cinesi che hanno dei laboratori in Vietnam, cioè anche loro stanno delocalizzando. Quando lei rientra in Italia dopo esperienze, ad esempio come queste, soffre un po' di invidia per l'entusiasmo per la crescita di quelle zone, noi siamo un po' ripiegati su noi stessi, oppure insomma sta bene qua? Diciamo questo, che ti fanno ricordare i tempi che hai trascorso qualche decennio fa, ovviamente, in cui c'era se avevi voglia di fare potevi fare. Adesso se hai anche voglia di fare, ci sono 500.000 pastoie che ti frenano, a prescindere dalle leggi, da tutto quanto. Discorso bancario, che la fiducia, se non dai, devi dare 200 per avere come garanzia 100, adesso i miei sono numeri così, però... Ma magari da quello che si sente 200 per avere 100, 200 per avere 10 magari. Ecco, io ho dato dei numeri così a caso, non certo precisi. Tornando alla sua attività, voi state guardando con molto interesse il settore delle energie rinnovabili, in particolare le tecnologie a LED. Sì. Ecco, quello è un settore di sviluppo secondo voi? Sì, è sicuramente un settore di sviluppo, anche perché a prescindere dall'illuminazione, che ha grossi risparmi, si parla di risparmi a livello del 70%, a parità di luce prodotta, un 70% di differenza, mi sembra che dal punto di vista del risparmio energetico sia molto molto elevato. Poi i LED hanno una vita che è lunghissima, perché è una lampada LED di quelle che ad esempio utilizziamo noi sui pannelli, sui lampioni stand-alone, ha una vita di 50.000 ore, sono 13 anni, quasi 14 anni di funzionamento a 10 ore al giorno. Non si bruciano mai. Non si bruciano mai, e hanno soprattutto una cosa molto importante, che funzionano a bassa tensione e anche alta, cioè praticamente da 85 volt fino a 300 volt il LED funziona. Ti danno anche la possibilità di avere sempre una luce costante, cioè hanno un decadimento di illuminazione molto ridotto rispetto a tutte le altre lampade. Ecco, lei ha parlato dei lampioni stand alone, che hanno un'altra particolarità, quella di poter essere
alimentati attraverso pannelli fotovoltaici. Sì, praticamente hai un pannello fotovoltaico con delle batterie regolatori di carica, praticamente tu produci l'energia dal sole, la immagazzini, alla sera parte il lampione, si illumina, hai il costo del lampione, certo. Ovviamente delle lampade, del pannello e tutto quanto, però teniamo conto che un pannello ti dura 20-25 anni sicuri, la lampada ti dura quasi 14 anni, cioè fai l'investimento adesso e ti dimentichi di averlo fatto. Certo, questo permette ovviamente di poter illuminare anche strade secondarie dove magari la rete elettrica adeguata non arriva. Sì, indubbiamente. Il principio, cioè il motivo principale è proprio questo. Grazie a Maurizio Concato, che ricordo essere il presidente del gruppo elettronica di Confartigianato Veneto. Ricordo la notizia: un fondo di rotazione energia messo a disposizione da Veneto Sviluppo per il miglioramento energetico, 23 milioni e 800 mila euro a disposizione delle aziende. Di questo importo il 23% in conto capitale e la rimanenza come finanziamento agevolato. Comunque tutto sul sito www.venetosviluppo.it. In momenti di congiuntura economica non facile mi pare una notizia sicuramente da diffondere e seguire con interesse. Alla prossima, grazie a lei. Grazie.